Parlare oggi di sport, salute, benessere è fondamentale soprattutto per le nuove generazioni. I dati in nostro possesso ci fanno capire che tantissimi ragazzi preferiscono trascorrere tante ore a videogiocare più che a stare sui campi da tennis o a stare a giocare a calcio come facevamo noi quando eravamo piccoli o nei cortili che forse non sono diventati sicuri come ieri. E allora per questo motivo c'è bisogno di parlare, c'è bisogno di capire quali possono essere i vantaggi di una vita sana e soprattutto del fare sport. Il Lions Club Valle dei Templi con questo service vuole dare un segnale molto forte soprattutto ai più piccoli per capire che tante ore davanti al videogioco può creare una situazione ansiogena che non le aiuta in una crescita utile. Allo stesso tempo gli stessi pediatri ci dicono che non fare sport produce anche obesità, quindi tutto questo è finalizzato a lanciare un messaggio. Buongiorno, Alessandro Platanina, presidente del Tennis Club Città dei Templi. Io ho il piacere di ospitare questa giornata costruttiva che il Lions Club ha voluto si facesse qui in questa struttura, una struttura che ha lo scopo principale di promuovere lo sport del tennis, del padel e del calcio in sinergia con la Federazione Italiana Tennis e Padel, con obiettivi appunto quello di dare il contributo ad uno sviluppo più sano possibile a ragazzi e anche persone più grandi. Quindi il mio desiderio è quello appunto di far crescere il movimento fin dalla base, quindi stiamo costruendo molto il settore giovanile di entrambe le discipline, e sperare appunto un coinvolgimento anche di fasce di età che riguardano gli adulti, perché comunque lo sport ci aiuterà a crescere giovani per il futuro. Salve a tutti, io sono Laura Moscato, sono una biologa nutrizionista e sono stata invitata qui dal Club Lions per parlare di sport e sana alimentazione. Siamo oggi ospiti del Tennis Club qui di Villa Seta e quindi oggi vorremmo trattare l'argomento per quanto riguarda la sana alimentazione collegata allo sport. Allora, come tutti sappiamo, grazie a diversi studi che sono stati fatti, oggi condurre uno stile di vita alimentare sano ci aiuta a vivere bene, a vivere in salute e ad essere longevi. Quindi oltre ad una sana e buona alimentazione è estremamente importante abbinare l'attività fisica. Questo perché ci aiuta non solo a mantenere un buono stato di salute. Buongiorno a tutti, sono Antonio Moscato, preparatore atletico del Tennis Club Città dei Templi. Oggi sono invitato con i Lions a relazionare quello che in realtà si svolge nella preparazione atletica attinente al tennis. Credo che la preparazione fisica e atletica dei ragazzi sia molto importante, non solo per i movimenti che poi svolgono in campo, ma è importante per acquisire la resistenza, la forza, la destrezza